Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare un biotrituratore particolare, il biotrituratore della Stihl GHE 355. Assorbe 2,5 kW, quindi non tantissimo, si può usare in ambito domestico, quindi ha un motore elettrico, fa parte di quella serie di articoli, tra virgolette, multifunzione, nel senso che tritura molto bene sia il prodotto duro, cioè i rami duri fino a 3,5 cm di diametro, e sia il prodotto molto tenero, quello che noi togliamo dall'orto, il pomodoro, il peperone, la melanzana, grazie al sistema di inversione della rotazione delle lame, perché in base al tipo di rotazione abbiamo il sistema più idoneo per tagliare quel tipo di essenza. Delle cose da notare di questo prodotto è il fatto che ha un imbuto che è regolare dall'inizio alla fine, e quindi questo va a creare pochi intasamenti, nel senso che di solito voi vedete che ci sono nel mercato dei prodotti che vanno a finire ad imbuto. Questo non è così, e quindi è uno dei vantaggi che si hanno quando si mettono dentro gli spezzoni di vegetazione che intendiamo ridurre. Ve lo faccio vedere internamente e poi vedremo una prova. Possiamo fare la pulizia e arrivare al punto di taglio attraverso queste due manopole, e sono sempre disponibili per questi articoli i pezzi di ricambio, e che è un altro dei punti di forza dei prodotti Stihl, cioè avere sempre un'assistenza presente e soprattutto la ricambistica sempre attiva. Questo è ancorato nella parte posteriore, quindi è molto facile riporlo, e quindi noi facciamo questa operazione qui. Questo è il sistema di taglio. Se gira in un sistema è più idoneo per il taglio del legno duro fino a 3,5 cm, se gira nell'altro senso più vegetazione morbida. E se notate ha anche alcuni particolari molto interessanti che fanno capire la cura del prodotto, che è addirittura il blocco delle lame nel momento in cui si va a svitare per fare la sostituzione delle lame. Il sistema, lo vedete, è abbastanza semplice, è provvisto da una parte centrale che provvede alla rottura attraverso queste lame, e poi l'affinamento attraverso quest'altre lame. Questi qui servono per tenere pulita tutta la parte esterna della parte di lavorazione. Andiamo a vedere come funziona. Quindi noi lo accendiamo. La macchina assorbe corrente lentamente per arrivare al massimo qualche secondo, senza dare il colpo, il picco di consumo. E inseriamo i rami. Dopodiché spegniamo. Una volta che è spento aspettiamo 6 secondi e cambiamo modalità. Dobbiamo mettere del materiale molto tenero, quindi lo accendiamo e adesso vedrete che qui cambia, e quindi so in che modalità sto tagliando. Peperone. Pomodoro. Ecco, questo è il materiale che risulta dopo aver
ridotto ai minimi termini sia dei peperoni, delle melanzane e dei pomodori. E francamente una cosa che non riesco a farvi sentire in questo momento è il profumo, l'aroma di questa vegetazione che è veramente molto bello. Sembra di essere nuovamente a tavola, ma in realtà siamo alla fine. Ma questo potremo riportarcelo a tavola attraverso un riutilizzo, cioè attraverso questi scarti, facendoli decomporre in una maniera corretta, mettendoli in un cumulo, oppure se vogliamo integrandoli con l'orto o mettendoli dove c'è maggior necessità, potremo andare a ripristinare la sostanza organica e quindi avere ancora pomodori, peperoni e melanzane molto molto buoni e alimentati molto bene. A questo punto, ciao a tutti, buona riduzione della vegetazione e buon lavoro. Ciao!